Amici bellini, io volevo aspettare l'ufficialità, volevo aspettare che partisse almeno per fare le visite mediche, la speranza è di averlo con la Juve, ma qua il tempo stringe. Parliamo di Giovani, dovremmo dirlo così alla brasiliana, le sue caratteristiche, quello che può dare a questa squadra, anche perché secondo me cominciamo. Giovani Santana do Nascimento. Allora, ci spostiamo subito. Voi vi potete iscrivere al canale se volete, potete lasciare un like, non ve lo sto chiedendo ultimamente, like, hype, però i video stanno andando bene perché ovviamente quando si parla di mercato è inevitabile che è la cosa che interessa di più, e a noi serve anche per darci anche una spinta, un po' di entusiasmo, di curiosità. Quello che ci potevano dare i vecchi più o meno lo avevamo capito, adesso abbiamo la speranza che il nuovo ci può dare qualcosa in più. Io ho guardato, ci spostiamo un attimo prima di tutto, questo è uno scherzo, però me lo spiego perché poi si è parlato di Maldini eccetera eccetera. C'è una cosa nuova: quando noi abbiamo parlato dei giocatori di Beppe Riso, che li vedete qua penso in ordine di importanza, di valore di mercato, insomma, Tonali, buongiorno giovane, vabbè, bella Kociap, tutti quanti, va bene, Frattesi, Rovella, Lucca eccetera eccetera, non c'è Giovani. Però andando poi a leggere, perché ho letto Di Marzio che dice che ci ha detto un pochino le cifre delle operazioni, che tipo di contratto il Napoli ha offerto, e ha parlato di Beppe Riso come procuratore. Sono andato a vedere, a scoprire, e c'era un articolo di un blog interista, insomma, che parlava di Giovani, che è stato accostato a tanti club, bla bla bla, e piaceva anche all'Inter, rapporto stretto con Carlos Augusto. Beppe Riso l'ha preso sotto la sua procura, e questo era il novembre, quindi non hanno aggiornato il sito evidentemente dell'agenzia di procura di Beppe Riso, e né lo hanno aggiornato su Transfer Market. Quindi noi sapevamo di Daniel Maldini, ma non sapevamo che Giovani pure faceva parte di Beppe Riso, e quindi Lucca via Beppe Riso, che fammi parlare con Verona, forse Giovani possiamo così. Che ci può dare Giovani? Perché cerchiamo di capire bene, visto che c'è sempre Daniel Maldini. Allora, in molti mi avete scritto, lo so, FBref è finito, ma Fotmob ancora funziona. Devo ancora prendere confidenza con queste nuove schermate, però possiamo vedere delle cose. Anche qui ce lo fanno vedere graficamente quello che può dare Giovani. Mettiamo le statistiche per i 90 minuti e non i totali, perché se vediamo i totali poi ovviamente dipende dai minuti giocati. Lo metti a paragone con un Noah Lang nei totali, avendo molti più pochi, come si dice, avendo molti meno minuti, è chiaro che il paragone non si fa. Quindi per i 90 minuti si fa una media e cerchiamo di capire. Allora, la prima cosa, io poi non ho guardato tutte le partite del Verona, quello che sappiamo, highlights eccetera eccetera. È un giocatore che secondo me è perfetto in quella zona di campo che stava occupando. Ne prendo un attimo lo scavetto. 3 gol e 4 assist in 6 mesi sono 3 gol e 4 assist. A me piace. A me piace. Incuriosisce. Come è ti bellino, fai abbabbiare? Cioè, è bellino. È bellino. Cioè, proprio quella zona che stava occupando Neres. Ecco perché io dico che Giovani viene a sostituire Neres, brasiliano per brasiliano, non viene a sostituire Lang. Ed ecco perché mi spiego che poi si potrebbe andare più verso questa situazione qua. Però se tu continui a utilizzare Elmas in quella zona ibrida, puoi farlo 3-4-2-1 ancora, cambia pochino. Se ci spostiamo di qua, un po' di lag, sempre troppa roba aperta, però addirittura usiamo Fandalab per la hitmap, giostra lì, poi vedete che è molto più basso perché comunque il Verona si deve difendere, quindi da lì poi la ripartenza, recupero palla in quella zona,
poco sopra il centrocampo e poi si va in ripartenza. Boh, noi non consideriamo le robe fantacalcistiche, ha portato il bonus, ce ne frega assai, anche perché poi il voto abbiamo visto che a volte danno dei voti che non rispecchiano quella che è stata la prestazione, quindi non ci dobbiamo basare sui voti del fantacalcio. Però abbiamo statistiche generali che sono numeri incontrovertibili: 3 gol, 4 assist in 21 partite, sono 7 contributi al gol. Un Verona che insomma non è una squadra incredibile. È chiaro che qualcuno subito Ngonghe, non lo vedo come Ngonghe onestamente, che Ngonghe è un po' più farfallino, questo qua lo vedo un pochino più, quando prende la palla, più diretto, più concentrato, più meno sfarfallante e più verso la porta onestamente, quando punta l'avversario, meno ghirigori di Ngonghe. Il fatto che io lo abbia su 3 fantacalci su 4 non è il massimo, poi vedremo di svincolarlo per non rovinarlo. Se torniamo di là, tiri in porta, cioè quando tira becca la porta, questa è una cosa positiva, però pochi gol, e lo vediamo qui. Quando parliamo di queste statistiche, dobbiamo essere precisi, si parla di statistiche sui 90 minuti, includendo partite di tutto l'anno scorso, quindi anche da dove veniva e non solo le partite del Verona. Quello che è la sua caratteristica è creare chance, quindi immaginiamo questo Neres più giovane e probabilmente più integro, toccare molto il pallone, creare chance, non benissimo ma neanche malissimo per i duelli aerei, contributo difensivo così e così, ci può stare, gol proprio pochi, ma gol proprio pochi perché? Perché viene comparato con altri attaccanti, quindi quando lo compari con gli attaccanti, lo paragoni ad altri attaccanti, è chiaro che il contributo a livello di gol è basso, quindi non ci possiamo aspettare, è il solito discorso, stiamo mettendo, quanti gol mettiamo nella rosa del Napoli? Non stiamo mettendo un bomber, un goleador, ma è uno che ci prova e magari la chance la crea, magari più con l'assist che col gol. Ecco perché diventa difficile poi il paragone, volevo metterlo a paragone con un Lang, che però viene messo a paragoni con i centrocampisti ali, giustamente, e lo stesso Neres viene messo a paragone con i centrocampisti ali, quindi non si possono paragonare. Maldini stessa cosa, centrocampisti ali. Quindi Giovane, che sicuramente si può adattare in un 3-4-2-1, oppure fare la seconda punta sfarfallante dietro un Højlund, dietro un Lukaku, in un 3-5-2 più puro, è un giocatore sicuramente più offensivo degli altri che dobbiamo sostituire, e speriamo che abbia anche un impatto proprio caratteriale con Conte in un certo modo, perché ho sentito Pastore dire ma conoscendo Conte più di 3 partite non fa col Napoli, figurati mentre si mette al passo. Ragazzi, voi non vi siete resi conto che non abbiamo giocatori da mettere, o è Giovane o è Vergara, in questo momento si giocheranno in quella zona di campo loro due, poi quando tornerà Politano si vedrà. Su Neres adesso stanno uscendo i vari dettagli, insomma, a Londra l'operazione eccetera eccetera, vedrete che aumenteranno, prima hanno detto 2 mesi, poi diranno 3 mesi, ma aumenterà questa cosa qua, quindi non lo consideriamo proprio. È pazzesco che consideriamo adesso magari Lukaku più ecco perché il 3-5-2, perché se poi ti guardi intorno e dici chi sono i migliori giocatori nella mentalità di Conte, che modulo posso fare per utilizzare tutti i migliori giocatori che ho per mettere una squadra in campo che possa competere, che possa vincere la partita, e si arriva secondo me a questo. E quindi Giovane viene, secondo me, nei primi tempi ci possiamo aspettare un utilizzo importante, dividersi minuti magari con Vergara, ecco, magari non arriverà per la Juve, però se arriva e gioca subito è una mazzata a Vergara anche importante, se vogliamo. Secondo me si possono dividere i minuti, però non posso escludere che questo possa avvenire con Højlund e Lukaku, e Elmas si può abbassare un pochino, insomma, e diventa un 3-5-2 puro. E quando sarà il ritorno di Anghissà, perché è notizia di oggi che dice non sarà convocato per la Juve, stiamo inguaiatissimi. Domani parleremo della Juve nello specifico, però oggi io sono solo in attesa, sto facendo refresh per vedere insomma se può fare le visite mediche più in fretta, ma non credo. Poi un altro dubbio, il like, un sacco di tempo che non usciva il pollice del like. Un altro dubbio che mi volevo togliere, visto che si stanno
si stanno rincorrendo un po' di voci anche per un altro interessamento un po' più importante del Napoli, senza che facciamo finta che non lo sappiamo. Si parla di Lookman, non c'è dubbio. Però volevo capire se il Napoli effettivamente può farlo. Sembra quasi che sai, poco. Allora, devo riprendere questa schermata qui dove si vede che Lucca è stato messo l'ammortamento quest'anno di quei 14 che vedete, considerandolo come il 40% proprio del 35 totale, quindi l'ha già messo il totale, anche se poi doveva scattare a febbraio il resto dei 26 milioni. Quindi se il Napoli ha risparmiato questo ammortamento, o almeno metà di questo ammortamento, è questo che non so, tra i 10 milioni di Lang e i 14 di Lucca sono 24 milioni. La metà? È possibile pensare alla metà? O la metà vale solamente... Sono dubbi che vi do, se qualcuno ne capisce lo può scrivere nei commenti. La metà di questo? Oppure l'hai ammortato già tutto e quindi questi soldi non li puoi risparmiare? Quello che puoi risparmiare è sull'ingaggio, e cioè l'ingaggio lordo di Lucca 3,7 più l'ingaggio lordo di Lang che è 5,2. Mamma Carmen. Quindi sono quasi 9 milioni di ingaggio per quei due. Li hai pagati fino a gennaio, quindi consideriamo metà anno. Stai risparmiando 4,5 milioni che puoi reinvestire in questa operazione Giovani, che ci ha detto Di Marzio è pochissimo adesso. Non sono state dette le cifre, quindi ognuno dirà la sua. Pochissimo adesso, e poi una serie di bonus facili, famosi bonus facili da raggiungere, che ti portano al valore di 20 milioni, che onestamente, insomma, Giovani ha fatto intravedere delle cose. Mi fa piacere che sia stato preso uno che non si deve adattare al campionato italiano, perché l'impatto del campionato italiano l'ha avuto già. Però piano piano, cioè nel senso 20 milioni. Vabbè, se sono bonus vuol dire che li deve raggiungere con buone prestazioni, spero non solo con le presenze, perché altrimenti rischiamo di dare un'altra etichetta. Ma sei venuto a 20 milioni, devi 10 milioni meno di McTominay, devi performare così. È una riserva, capiamoci. Se non avessimo gli infortunati, se Neres non fosse infortunato, non è venuto. Capiamoci che ci serve tantissimo, e ci servono altri oltre lui, questo non c'è dubbio. Però se partiamo con un'aspettativa altissima, che era quella per Beukema, che era quella per Lucca, che era quella per altri giocatori che insomma stanno performando o no, va a finire che gli diamo ancora più pressione, perché l'impatto del campionato italiano l'ha avuto, positivo, ma deve avere l'impatto con la maglia del Napoli, che non è la maglia del Verona. Se Giovani non fa gol per 3-4 partite, a Verona non succede niente. Se fosse titolare con noi e dopo un po' ma non segna lo sappiamo che è così. Mettete le formazioni del Fantacalcio, perché tra poche ore gioca l'Inter, e secondo me non mettete Giovani, perché potrebbe stare in viaggio, mentre non lo so così. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere se vi piace il Giovane e se vi aspettate qualche altra cosa, se il Napoli lo può fare. Questo lo capiremo, perché veramente ognuno dice la sua, Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.